ed è di Saggio 85, ora scusate se rido. E ho messo qualche video su YouTube ed è arrivato un utente di quell'altro social, naturalmente, indottrinato, imboccato, uno schiavo digitale, un dipendente digitale, diciamo così, e ha scritto, vabbè, ma avere gli adesivi su una delle pianole è un insulto per un pianista, assolutamente no, specialmente se il pianista, ribadisco pianista in questione, non ci vede senza occhiali, in questo caso vedo, non ci sono note scritte sopra, le vedete voi stessi, ma in quella di sotto, se dovessi spostarmi da qui a qui, avrei molte difficoltà, perché non vedo, quindi senza gli adesivi come faccio? Dovrei andare a memoria in tutto, c'è chi ci riesce anche senza vedere, ma non è una mia peculiarità, ok? Quindi insulto di che? Andiamo però avanti questa sera, che è un capolavoro, sto parlando di Fable di Robert Marx.